una voce unica che possa raccontare. Presidente, l'utilizzo della risorsa idrica in maniera responsabile è diventato sempre più fondamentale alla luce degli attuali cambiamenti climatici. Quali sono i possibili margini di intervento da parte delle istituzioni? Intanto bisogna dire che anche il Friuli-Venezia Giulia, che è una regione storicamente ricca d'acqua, con le situazioni meteorologiche e il clima degli ultimi anni, vive per esempio una riduzione della portata delle falde, che rappresentano un rischio importante. Per questo l'ottimizzazione delle risorse è fondamentale, la risorsa idrica. Su questo per esempio c'è il PNRR, che è previsto l'utilizzo di circa 35 milioni di euro per arrivare entro il 2026 a una riduzione del 13% della dispersione idrica. Dall'altro ci sono i diversi interventi regionali che abbiamo messo in campo. L'ultimo, nella legge di bilancio, abbiamo messo più di 8 milioni di euro a disposizione del dissesto idrogeologico e quindi anche del miglioramento dell'utilizzo dell'acqua stessa. Penso all'intervento che abbiamo fatto, oltretutto aiutando i cittadini dal punto di vista economico sulle fontane, le cosiddette fontane, cioè sui pozzi artesiani, nel quale andiamo a ridurre l'uscita di acqua, quindi garantendo quella risorsa per il singolo cittadino, ma evitando gli sprechi. È un lavoro che dobbiamo fare insieme ovviamente ai gestori, un lavoro che dobbiamo fare in prospettiva, perché altrimenti rischiamo, come dicevo, anche in una regione ricca d'acqua come il Friuli-Venezia Giulia, di vedere crisi idriche molto importanti. Friuli TV 24, la TV tra la gente, per la gente, con la gente. Una nuova realtà editoriale indipendente guidata da professionisti della comunicazione con alle spalle un background e un know-how ultra trentennale. Friuli TV 24 si riceve in Friuli Venezia Giulia, dal mare ai monti, digitando il tasto 88 del vostro telecomando. Per info potete contattare i numeri in sovraimpressione. La vostra attività vuole crescere e farsi conoscere? Passate da noi, i nostri consulenti sapranno darvi consigli utili per realizzare una comunicazione diretta e efficace. Noi ci siamo, e voi?